Bene, un saluto a tutti voi, a tutti noi che siamo presenti qui in sala, e un saluto a tutti coloro che ci seguono da casa attraverso le piattaforme digitali. Volevo introdurre questa domenica di culto con i primi due versetti del Salmo 145, che così ci dicono: io esalterò, o mio Dio, io ti esalterò, o mio Dio, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno benedirò e loderò il tuo nome per sempre. In questi primi due versetti il salmista ci invita ad esaltare e a benedire il nostro Signore in eterno. E la parola eterno mi fa riflettere su una caratteristica di Dio, appunto la sua eternità. E come è stato detto in questa assemblea qualche tempo fa, l'essere eterno di Dio implica che Egli non abbia un inizio, ma soprattutto non abbia una fine. Quindi se il salmista ci invita a lodarlo in eterno, ci si apre davanti una prospettiva interessante, l'eternità, quantomeno nella parte che non prevede fine. Ci troveremo un giorno a lodare il nostro Signore in eterno. Possiamo assolutamente definirlo un regalo e un privilegio. Allora cerchiamo il Signore, come recita il primo canto di oggi. Benedetto è il nome del Signore. Sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via. Per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore.
misericordioso, è veramente un privilegio essere qui davanti a te. E come si diceva prima, tu doni e porti via, ma in questo momento ci stai donando la tua presenza, ci stai donando la possibilità di essere qui davanti a te, per lodarti e glorificarti. Lode e gloria a te, Signore. Grazie per il privilegio di averci donato il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, presente qui oggi in mezzo a noi per l'intercessione del tuo Spirito Santo. Signore, voglia tu benedire le vite di ciascuno di noi, voglia tu continuare a sovrintendere il culto domenicale di oggi, nel nome potente di Cristo. Amen. Salmo 145, dai versetti 3 e 7, recita così: Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere, e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi, e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. In questi versi il salmista pone l'accento sull'immensità di Dio, che, come sottolinea, non si può misurare. Pone l'accento cioè sull'impossibilità umana di affermare pienamente Dio, ma contemporaneamente chi crede in Lui, recita anche, ha la capacità di tramandare la narrazione delle sue grandi opere di generazione in generazione, laddove il salmista ci dice: un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere. Come in Deuteronomio al capitolo 6, versetti dal 6 al 7, in cui la scrittura ci dice: questi comandamenti che oggi io ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. E quindi anche noi, che viviamo comunque un tempo lontano dall'accadimento di quegli atti miracolosi che riguardarono Israele, possiamo fare riferimento a quegli stessi avvenimenti per guardare con fiducia a ciò che il Signore sta preparando per noi e ringraziare con gratitudine per ciò che ha fatto Egli fino ad oggi per noi. Perché, come insegna appunto il Salmo 136, la sua bontà dura in eterno, così come proclama il prossimo canto. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi in Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi in Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso re, rimarrai nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò. La potenza tua, Signore, chi può contenere? Loderemo
c'è il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso re, rimarrai nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? Non cambi mai, fedele sei, e chi fermerà il tuo grande amore? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Che privilegio essere davanti al Re, davanti al Creatore, davanti al Signore, davanti a colui che ha stabilito un ritmo non solo della musica ma anche della vita. La possibilità questa mattina, Signore, di iniziare questo primo giorno della settimana alzando lo sguardo verso di te, per quello che sei, per quello che fai. E per il privilegio oggi come popolo di essere la continuità di altri, essere coloro che seguono un percorso, un vissuto di altri che ci hanno preceduto, che hanno adorato e benedetto il tuo nome. Che grande occasione questa mattina, Signore, attraverso le vite redente dalla grazia di Cristo, poter partecipare a questa adorazione che si eleva a te, che ti riconosce grande e potente, come abbiamo anche espresso attraverso questi canti. Benedici questo incontro. Ti ringraziamo per la tua presenza in questo incontro. E ti ringraziamo per la fratellanza, Signore, per tutti coloro che tu hai chiamato a te, che partecipano a questo grande progetto, un progetto che ci lega a te per sempre, per l'eternità. Nel nome di Gesù che preghiamo. Amen. Gloria a te, Signore, perché oggi la tua Chiesa si riunisce in tutto il mondo. Gloria a te, Signore, per tutte le assemblee che in questo momento sono in preghiera, sono in adorazione. Benedici la tua Chiesa, Signore, la tua Chiesa diffusa, è la Chiesa di Gesù Cristo, con le denominazioni diverse, con le sensibilità diverse, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore, perché la Chiesa è tua, non è nostra, e anche questa piccola assemblea è tua, non è nostra. Benedici ogni cosa che faremo oggi, Signore, anche quelle che faremo nel pomeriggio, anche il pasto che condivideremo, ma soprattutto tu sia venuto per la lode che noi innalziamo a te. Lode Padre Santo, lode a Gesù Cristo, lode a Gesù Cristo. Amen. 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 Grazie Signore, grazie perché la tua presenza si sente, Signore, la tua presenza è palpabile in mezzo a noi. Grazie Signore per l'immenso dono che ci hai fatto anche oggi. Amen. Salmo 145, versetti da 8 a 13.
Il Signore è misericordioso, è pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per le sue opere. Tutte le opere ti celebreranno, o Signore, i tuoi fedeli ti benediranno, parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. È facile rilevare in questi versi che l'atteggiamento di Dio verso la sua creazione sia compassionevole, ce lo dice il salmista, e i suoi interventi siano tutti volti alla bontà, per ribadire appunto un concetto già espresso precedentemente. Per questo motivo continua tutta la creazione, in particolare i tuoi fedeli, ti lodano. E sottolinea ancora il Salmo: il regno di Dio è glorioso ed eterno, ma è un regno che non si limita al solo Israele, poi ci dirà in seguito la scrittura. È il regno di Dio che comprende il mondo intero, anche se il mondo purtroppo in questo momento lo viviamo ancora di più, il mondo non lo ha compreso e non lo riconosce. E il fatto che il regno di Dio sia eterno è sottolineato persino da re Nabucodonosor, come si può leggere in Daniele. Al capitolo 2 al versetto 44, il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. E non si può comunque non riconoscere che solo Gesù Cristo sia colui per mezzo del quale il Padre ha creato il regno e il salmista è esaltato in questa sua opera. E non si possono non ricordare le due opere massime compiute da Cristo per la nostra redenzione e il nostro ritorno al regno del Padre, ovvero la sua incarnazione e la sua gloriosa resurrezione, attraverso la quale ha ricondotto tutto a sé e ha stabilito la sua potestà in attesa del suo glorioso ritorno. Amen. Adesso, invece di lasciare la parola all'assemblea con le testimonianze, abbiamo una testimonianza particolare. Abbiamo con noi oggi Angelo Maugeri, che è un cantautore e un produttore di musica cristiana. Dal 2005 è impegnato a tempo pieno in questa attività, ha prodotto tanti CD, tanta musica prodotta per giovani talenti cristiani, tra cui la nostra Gioia, e ultimo ma non ultimo è marito e padre di 2 splendidi figli. La parola ad Angelo. Grazie, buongiorno a tutti. È una gioia essere qui in questa mattina, è una gioia poter essere in chiesa da Gioia. E la Bibbia dice: buono ed è piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità. E non credo che il salmista Davide abbia voluto specificare questa parolina molto interessante, che è unità. Tu puoi essere insieme a qualcuno ed esserne diviso, puoi essere insieme a qualcuno e remargli pure contro addirittura. Ecco perché il salmista Davide ci incoraggia e ci dice: è buono ed è piacevole, non solo quando i fratelli dimorano insieme, ma quando lo fanno soprattutto in unità, di pari consentimento. E io sono gioioso di essere in questa mattina, perché so che in questa mattina siamo venuti con lo stesso sentimento di lodare e adorare il nome del Signore, di metterlo al centro di ogni cosa, perché questo dovrebbe testimoniare la nostra vita, in tutto quello che noi facciamo, in tutto quello che noi siamo, in ogni circostanza, Cristo al centro. Ringrazio Dio per l'opportunità di essere qui, di aver conosciuto, di poter conoscere voi. È stato facile innamorarsi di questa bellissima città dopo aver fatto un giro con Vito Sutto. Penso di poter scrivere un libro in questa settimana con tutte le informazioni che Vito mi ha dato ieri, e ringrazio Vito, sua moglie e la sua famiglia per l'ospitalità, per l'accoglienza, Gioia e noi amici che ho avuto e che ho il piacere di avere oggi in questo percorso. Dio è buono. Non so quanti si sono accorti in questa mattina di essersi svegliati, per esempio. Ma una delle cose che mi sono reso conto di quello che Dio fa nella nostra vita, a volte i piccoli dettagli che non cogliamo, che ci sembrano quasi scontati e che passano nella nostra vita e non prestiamo attenzione. Io un po' di anni fa mi sono svegliato la mattina preso da un po' di pensieri, da un po' di preoccupazioni. Ho detto: Signore, in fondo non è la sveglia che mi ha svegliato,
e in fondo non è stata mia moglie ad avermi svegliato, e nemmeno i rumori, eppure mi sono svegliato ugualmente. È un meccanismo fisiologico che avviene ogni giorno nella nostra vita. Tu la sera chiudi i tuoi occhi e probabilmente preghi prima di andare a dormire, però poi non è così scontato che tu apri i tuoi occhi, che non sei tu che decidi di aprire gli occhi la mattina. Ecco perché ringrazio Dio ogni giorno, e dovremmo farlo ogni giorno per la sua grazia che si rinnova ogni mattina, e in cui potremmo dire grazie Signore, perché a volte siamo così presi da preoccupazioni, dalle cose irrisolte nella nostra vita, che ci dimentichiamo che ancora oggi tu ci hai dato l'opportunità di poter affrontare un nuovo giorno. Ancora oggi ci stai dicendo: ehi, se ti ho svegliato è perché quella buona opera che ho iniziato nella tua vita, io sto continuando a portarla avanti e la porterò a compimento. Quindi domani, quando ti sveglierai, ricordati che non è stato un caso, ricordati che fa parte del disegno, un piano meraviglioso che Dio ha preparato nella tua vita. Anche in mezzo agli scoraggiamenti tu puoi dire: Signore, grazie perché io ho deciso di affidare completamente la mia vita nelle tue mani, e se oggi siamo ancora qui è perché Dio non ha ancora finito la sua opera buona in noi. Così è nato questo brano che voglio condividere con voi, che parla proprio e dice grazie per la vita. Semplicemente, a volte non, diciamo, forse Signore non ho tantissime cose per cui magari ringraziarti oggi per la vita che sto passando, non so, però sicuramente per una cosa dobbiamo essergli sempre grati, per questo meraviglioso dono che ci sta concedendo, che è la vita. Di giorno in giorno io mi rialzerò e vincerò in una tela di mani, aspettando domani, e non accetto più lividi sulla mia coerenza, sulla mia coscienza, come un battito d'ali che servono in volo. Ho bisogno di credere alle cose più vere, alle cose sincere, quelle che ho il dovere di difendere da ora in poi, da ora in poi. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire, e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, che mi dai. Su questo sasso io mi fermerò, ripenserò a quello che non avevo e a tutto quello che ora ho. Posso fare a meno di confondermi, perché di te mi fido. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire, quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai. Io non sono solo ed apro gli occhi verso il cielo mentre soffi per tenermi in volo. Oltre le montagne volo verso quei giganti per combatterli.
distruggerli. Grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire, quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, che mi dai. Ed è bello poter dire grazie Padre per la vita che tu mi dai ogni giorno. Dal momento che Gesù è entrato a far parte della nostra vita, dal momento che veramente abbiamo realizzato che Lui aveva un piano speciale per noi, è bello poter dire grazie Signore, perché adesso tutti i miei passi sono guidati da te, sei tu che guidi la mia barca, e adesso quando tu magari riposerai anche in mezzo alla tempesta, io oggi ho compreso che posso riposare insieme a te senza aver più paura. Dico queste parole, condivido la bellezza e il meraviglioso dono della vita, perché la mia storia un pochino parla di questo. Io chiaramente per questioni di tempo non la racconterò in maniera dettagliata, però chi vi parla è un balbuziente cronico che all'età di 4 anni, a causa della separazione dei miei genitori, ho iniziato ad avere un po' questo grave handicap che mi ha segnato per 8 lunghi anni. 8 lunghi anni dove ho vissuto una vita fra uno psicologo, un insegnante di sostegno, insomma, professionisti che cercavano di comprendere com'era possibile che un bambino e un ragazzino prendesse così tanto male questo evento nella sua vita da reagire in questo modo. Ma ringrazio sempre Dio perché in tutti quegli anni ho avuto nonna, persona speciale che è stata sempre al mio fianco, che mi ha curato, cresciuto. E lei mi diceva sempre: Angelo, non guardare al problema, Angelo, non guardare al tuo gigante, no? Come cantavo prima, vuoi andare verso il gigante, combatterlo e distruggerlo, no? Perché è stato un po' quello che volevo fare in tutti quegli anni in cui veramente sentivo proprio il gigante opprimermi e che mi stava togliendo completamente, no? La mia infanzia, l'adolescenza. Quindi mia nonna mi portava sempre in chiesa, sono cresciuto all'interno di una chiesa evangelica. Però guardavo sempre al mio problema, al fatto che io non potessi socializzare con nessuno, al fatto che anche nelle mie interrogazioni a scuola scrivevo su un foglio di carta bianco per dimostrare alla maestra di aver studiato. Insomma, situazioni che hanno devastato completamente la mia mente, a tal punto all'età di 15 anni ho tentato un suicidio. Mi trovavo in Sicilia, dove sono nato, nell'agosto del 1999. Mi sono ritrovato una sera completamente psicologicamente distrutto e credevo che la cosa migliore per fuggire dai miei problemi era quella proprio di chiudere con loro, di farla finita. Nonostante comprendessi l'importanza della vita, nonostante in tutti quegli anni, attraverso la chiesa che frequentavo, mia nonna cercava ma il fatto che non vedessi una risposta, una soluzione alla mia vita, io facevo di me un fallito, facevo di me una persona senza prospettiva, senza futuro. E così quella notte in cui ho ingerito delle pastiglie che avevo trovato dal cassetto di mamma, ho scoperto dopo essere ansiolitici, il mio desiderio era quello di non svegliarmi più. Ecco perché oggi ringrazio Dio, perché ci sveglia ogni mattina. Perché in quella mattina poi mi sono svegliato in una pozza di liquidi, di saliva, ma mi sono svegliato. E lì mi sono reso conto che nonostante io avessi fatto qualcosa di grave, cioè provare di togliermi un dono meraviglioso che Dio mi aveva concesso, la sua grazia, la sua misericordia, la sua bontà nella sua vita ancora in quella mattina si erano rinnovate. E in quella mattina ho compreso per la prima volta nella mia vita che non ero poi così tanto solo, ma che gli occhi del Creatore, gli occhi di colui che aveva fatto ogni cosa, vegliavano sulla mia vita e se ne prendevano cura. E sapete, in quella mattina per la prima volta mi sono reso conto dell'esistenza di Dio reale, concreta nella mia vita. Ho chiamato mia nonna e le ho detto: nonna,
io ho fatto questa sciocchezza, non ce la faccio più, sono arrivata al limite. Lei mi dice: Angelo, io in tutti questi anni ho cercato di farti comprendere che c'è una risposta, c'è una soluzione, c'è una chiave che può aprire tutte le porte nella tua vita, ma non posso obbligarti a prendere una scelta, non posso obbligarti a scegliere un cammino da fare. Ma se ancora oggi mi chiedi se c'è una persona che può risolvere i tuoi problemi, ancora oggi ti dico che il nome di Gesù è Gesù stesso, che può risolvere, può guarire, può togliere ogni cosa che non va bene nella tua vita. E io, nonostante per 15 anni andassi in chiesa, per la prima volta in quella mattina ho aperto il mio cuore al Signore, ho detto: Signore, oggi comprendo che tu ci sei, oggi realmente voglio iniziare a conoscerti di più, voglio approfondire tutto quello che ho sempre sentito ma forse non avevo ascoltato. Oggi io non voglio più sentire, io voglio ascoltarti. Oggi non voglio più vederti nella mia vita attorno alle persone che stanno a me, ma voglio guardarti con i tuoi occhi pieni di amore e viverti nella mia vita. E così è nata una nuova vita per me, un nuovo percorso. Il mio sogno, il mio desiderio era quello di parlare. E invece poi ho scoperto che Dio non solo avrebbe dato a me il dono di continuare a parlare, di esprimermi quello che avevo nel cuore, ma aveva qualcosa di più grande, che era il cantare per Lui, il cantare per la Sua gloria. Così alla tenera età di 19 anni ho compreso questo, mi sono diplomato, ho fatto 1 anno e mezzo all'agente immobiliare e da lì ho detto: Signore, se tu quello che hai permesso nella mia vita deve servire per incoraggiare qualcuno, io voglio iniziare questo percorso completamente in fede, poi quello che tu vorrai, quando vorrai, come vorrai, sono a tua disposizione. E da quel giorno sono passati ormai 18 anni e 18 anni dopo posso dire che Dio è buono, che Dio c'è, che Dio è fedele e che anche nelle tempeste più grandi che tu puoi attraversare, Dio non si dimentica dei Suoi figli. Dio ha cura dei Suoi figli, Dio protegge i Suoi figli, anche quando sembra che le acque stessero quasi per sommergerci. Dio ha il controllo, Dio sveglia e si sveglia e placa la tempesta e ti dice: andiamo dall'altra parte del lago, io ti porterò a destinazione. E così da quel giorno ho detto: Signore, che io possa costruire per te tutto ciò che voglio è semplicemente essere di edificazione per la tua Chiesa e per il tuo regno. E così è nato questo brano che voglio condividere con voi, è nato circa 4 anni fa, Costruire. C'è bisogno sempre del tocco del fratello. Il computer va solo con la sua impronta digitale, ho visto. Se sente il suo tocco va, se no. Signore, guidami dove vuoi tu, perché da solo so che non c'è posto, fin quando il buio non sarà mattino. Da questo cedro cadranno foglie, ti seguirò fin dove vorrai tu, in capo al mondo senza compromessi. La mia tempesta sarà calma, piatta, e la tua mano sarà la barca. Padre, dove siamo andati a finire? Noi che abbiamo perso i valori e da tempo non perdoniamo più. Io voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me. Ed oggi poso il mio mattone qui alla
presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori, e seguirò i tuoi passi come schermi, ogni misura nella tua parola, e noi strumenti nelle mani tue, sotto la pioggia, con il sole. Padre, dammi tu il coraggio che manca, rendi forti queste mie braccia, e poi consolami come sai. Io voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me, ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. Voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me, ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. Amen. E vogliamo lasciare fuori dalla nostra vita tutto quello che non viene da Dio, che non appartiene a Lui. Dire: Signore, che io possa continuare mattone dopo mattone alla tua presenza a costruire per l'edificazione della tua Chiesa, per il tuo regno. Amen. Che questa possa essere la nostra preghiera in ogni percorso che faremo, dove Dio ci porterà, ci manderà, che possiamo mettere, come ho detto fino all'inizio, sempre Lui al centro di ogni nostra scelta, di ogni nostra cosa. Quindi ringrazio la Chiesa, gli anziani di cuore per questo tempo e per l'opportunità e la fiducia. Che il Signore vi benedica. Angelo, per questa bella testimonianza. È sempre incredibile e meraviglioso meravigliarci appunto davanti ai prodigi che Dio può compiere nella vita di ciascuno di noi. Grazie, grazie. Passiamo alla cena del Signore allora. Introduzione della cena del Signore, ho scelto 2 versetti del Salmo 78 che così recitano: quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai nostri figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Ritornano un po' in questo passo il concetto espresso precedentemente, no? Cioè il fatto del tramandare da una generazione all'altra gli insegnamenti che i figli hanno ricevuto dai padri. Essi hanno udito e conosciuto, dice la Scrittura, e noi nella circostanza non vogliamo nasconderlo di conseguenza, affinché ci sia una memoria di generazione in generazione, ovvero una memoria che si rinnova di domenica in domenica. Ed è proprio quello che noi facciamo in questa occasione, come lo stesso Gesù ha voluto che facessimo. Infatti, come tutti noi ricordiamo, in 1 Corinzi 11:26 si legge: poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E in questo passo di 1 Corinzi è descritto il senso di ciò che facciamo col prendere il pane e il vino,
annunciamo sì la morte di Cristo, ma contemporaneamente la sua gloriosa risurrezione in funzione del suo ritorno, della sua parusia. Invito il fratello Mario ad accompagnarmi in questa preghiera per la distribuzione dei simboli. Prego. Dio, ti ringraziamo per questa giornata di comunione con tutti noi, ti ringraziamo per tutto quello che fai ogni giorno e per quello che farai nel futuro per noi e per tutto il mondo. E nel nome di tuo Figlio Gesù, Amen. Amen. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Penso al tuo amore per me, e quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù.
Continuiamo a lodare Cristo con il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore sofferto fino in fondo al posto mio. Alzo lo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria, a te io devo tutto, Signore. E gloria, gloria, a te soltanto affido il mio cuore. Non c'è niente che io voglia al mondo, niente che io cerchi altrove, niente più di quello che dai. La stella del mattino sei, luce guida il mio destino, il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore sofferto fino in fondo al posto mio. E alzo lo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria, a te io devo tutto, Signore. E gloria, gloria, a te soltanto affido il mio cuore. Non c'è niente che io voglia al mondo, niente che io cerchi altrove, niente più di quello che dai. La stella del mattino sei, luce guida il mio destino, il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù. Grazie Signore, adesso la parola a Silvano.
Bene, vogliamo pregare. Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti per la tua grazia e per il tuo amore, Signore. Quello che abbiamo cantato adesso, quello che abbiamo ricordato attraverso i simboli che sono passati in mezzo a noi. Grazie perché tutto questo è possibile per il tuo sacrificio. Grazie perché oggi ognuno dei tuoi figlioli può guardare alla speranza eterna che ci è stata promessa attraverso la fede in te, Signore. Grazie perché non solo ci hai donato l'eternità, ma ci hai donato anche una paternità, un'appartenenza. Grazie per il privilegio di far parte di questo popolo, grazie perché ti prendi cura di ognuno di noi, Signore. Grazie perché la tua parola ci ammaestra, ci insegna. Noi vogliamo chiederti questa mattina di aggiungere qualche cosa nella nostra vita attraverso la tua parola, Signore. Preghiamo tutte queste cose, lodandoti e ringraziandoti nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo finito il capitolo 20 di Luca e adesso inizieremo il capitolo 21. Gesù, se vi ricordate l'altra volta, a fine del capitolo 20, aveva messo in guardia i suoi discepoli, coloro che stavano ascoltando, rispetto al pericolo che proviene dall'ipocrisia e anche dal narcisismo, questa voglia di controllo, di dominio che questi scribi esercitavano. Gesù quindi ci mette in guardia rispetto a questo rischio, questo pericolo. Guardatevi dagli scribi, diceva. Questo è un avvertimento per i discepoli dell'epoca, ma anche per noi, discepoli di oggi, affinché noi manteniamo questa attenzione, questo allarme, questa prevenzione, se vogliamo, anche se essere prevenuti spesse volte è un termine un po' negativo, però qui il Signore ci dice di essere prudenti, forse questo è il termine più corretto, nei confronti di coloro che dice che chiamandosi credenti invece si comportano in maniera analoga a quanto facevano questi scribi, regalandoci così una visione un po' disincantata di quello che è la Chiesa, di quello che è la comunità di Dio, la Chiesa di Cristo, che è una Chiesa fatta di imperfetti e questa imperfezione si vede e alle volte questa imperfezione diventa fin troppo ingombrante, fino ad andare ben oltre quello che dovrebbe essere invece un limite oltre il quale noi non dobbiamo andare. Quindi il Signore ci riporta un po' con i piedi per terra e ci dice: tenete anche gli occhi aperti, perché succede, la Chiesa è fatta di persone imperfette e il Signore Gesù ci tiene a farci sapere questo. Dicevo la volta scorsa che Gesù è negli ultimi momenti, nelle sue ultime ore, gli ultimi 2 giorni di vita, e quindi coglie l'occasione di questo tempo che sfugge un po' dalle mani, no? Il tempo scorre molto veloce. Abbiamo questa clessidra che abbiamo utilizzato venerdì sera che ci rappresenta questo scorrere del tempo, no? Questa sabbia che ci sfugge dalle mani ci dà la percezione di come il tempo non si ferma. Noi dobbiamo sfruttare molto bene il tempo a disposizione. Quindi il Signore si premura di dirci alcune cose, fra le quali anche di quella di tenere gli occhi aperti, ma ci vuole anche insegnare qualcos'altro attraverso quel racconto brevissimo che troviamo in Luca al capitolo 21, nei versetti da 1 a 4. Poi Gesù alzò gli occhi al cielo, e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava 2 spiccioli, e disse: in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri,
Tutti costoro infatti hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Gli avvenimenti che troviamo nel capitolo 20 e 21 di Luca si svolgono all'interno del Tempio e vorrei chiedere alla regia se ci mostra questa rappresentazione grafica del Tempio. E se guardate in alto a destra, scusate, vedete che c'è un quadratino che mostra l'ampiezza di un campo da calcio da football americano e messo a confronto alla grandezza del Tempio. Io quando l'ho visto sono rimasto sorpreso perché immaginavo a qualche cosa di grandioso, ma in realtà non immaginavo che avesse questa estensione. E gli avvenimenti che vengono raccontati in questi due capitoli avvengono appunto all'interno di questo posto e in particolare avvengono, adesso seguitemi voi che siete qui in sala, avvengono in questo cortile che si chiama il cortile delle donne. C'erano delle zone ad accesso limitato, diciamo così, nel Tempio. Fuori, fino a questo punto, potevano stare tutti quelli che non erano ebrei, i gentili, quindi c'era un accesso limitato, ci si poteva quasi solo affacciare davanti a questo ingresso, mentre il cortile in cui avvengono questi avvenimenti era aperto a tutti coloro che erano ebrei ed era aperto anche ovviamente alle donne. Ecco perché troviamo una vedova all'interno. Mentre tutta la parte più interna, quella che andava verso il tabernacolo, verso dove il luogo santo, il luogo santissimo, dove era custodita l'arca e dove avveniva tutto il processo e il sistema sacrificale, era riservata invece a un accesso molto più limitato. Quindi tutto quello che vediamo e leggiamo nel capitolo 20 e 21 di Luca avviene in questo cortile, tant'è che poi i discepoli, però questo ve lo racconto un'altra volta, rimangono impressionati dalla sontuosità del colonnato che sta intorno, rimangono impressionati e Gesù riguardo a questo dirà alcune cose, però questo ve lo racconto un'altra volta. Quindi succede tutto lì in mezzo. E quindi possiamo tornare in sala. Questo ci aiuta a capire un po' in quale contesto. Ci aiuta a capire anche che lavorone grosso che ha fatto Gesù per sgombrare tutto il Tempio. C'era un sacco di gente da buttare fuori, vero? Gesù sceglie di raccontarci qualche cosa riguardo a questo breve avvenimento che ci viene raccontato appunto da Luca, di cui abbiamo letto adesso, un'offerta. Gesù dice, alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro e vide anche una povera vedova che vi gettava 2 spiccioli. Quell'offerta era una raccolta di denaro che avveniva sotto quel colonnato che abbiamo visto nel cortile cosiddetto delle donne, in cui c'erano, se non sbaglio, 13 cassette per la raccolta delle offerte. E queste offerte erano delle offerte che venivano fatte per il sostentamento del Tempio, cioè per l'ordinaria amministrazione, per il mantenimento delle funzioni e la manutenzione del Tempio, quindi provvedendo a tutto quello che era necessario per far funzionare questa struttura che abbiamo visto essere una struttura imponente. Non dimentichiamo anche quante persone erano coinvolte in tutto questo. Quindi l'offerta di cui stiamo parlando non ha a che fare assolutamente con offerte per sacrifici o per ringraziamento, ma erano offerte per il mantenimento del Tempio e quindi quello che serviva al suo funzionamento. È interessante vedere che
il mantenimento del Tempio era una tassa obbligatoria per tutti coloro che erano maschi con più di 20 anni in Israele. Questa era stata un'istituzione che era nata nell'Antico Testamento proprio per la costruzione del Tempio e poi si era mantenuta. E anche, è interessante vedere che anche Gesù paga questa tassa a un certo punto, perché non lo leggiamo, ma in Matteo 17 dal 24 al 27 è raccontata questa storia che ci rimane impressa per il fatto che il tributo fu pagato con una moneta trovata dalla bocca del pesce, no? Ci rimane impressa questa cosa qui. E Gesù vuole essere aderente a questa richiesta, anche se tutto sommato non lo riguardava, il Tempio era roba sua, era il figlio di Dio, quindi non vedo perché avrebbe dovuto pagare le tasse, però per non essere di scandalo e per essere aderente a quella che era la legge decide di pagarlo in un modo particolare, perché Pietro pesca sto pesce, tira fuori la moneta ed erano i soldi sufficienti per pagare la tassa per lui e per Pietro. Quindi questa era una tassa che era riservata ad alcune persone, maschi con più di 20 anni. Tuttavia vediamo che il racconto di Luca ci parla invece di una povera vedova che decide di mettere, quindi di sua spontanea volontà, non era dovuto. Non c'era un obbligo. Quei soldi lei li mette perché lo ha deciso lei. E questo cambia molto la prospettiva del ragionamento. E cerchiamo un attimino di comprendere cosa c'è dietro a questo gesto che l'Evangelista Luca si premura di raccontarci affinché noi ne riceviamo un insegnamento. La vedova quindi mette di sua spontanea volontà questa offerta. La vedova, dal punto di vista sociale, le vedove sono citate più volte nella scrittura, nel Nuovo Testamento in particolare, in quanto anelli più deboli della società. Noi viviamo in una società in cui siamo privilegiati, abbiamo la pensione, la sanità, qualcuno che pensa ai nostri bisogni, quelli essenziali almeno, quando non ce lo possiamo permettere. In questa società invece le vedove erano abbandonate a loro stesse. A dire la verità, e questo sarebbe uno studio estremamente interessante che ho sempre avuto un po' tenuto nel cassetto, che prima o poi cercherò di tirar fuori, sarebbe interessante capire come la scrittura si preoccupa dei deboli. Potremmo parlare di economia e welfare biblico, di come nella parola di Dio la preoccupazione per il più debole, perché nessuno rimanga escluso, sia una preoccupazione che è presente fin dall'inizio della scrittura. E quindi c'era anche un sistema di garanzie che era stato istituito insieme alla legge tramandata a Mosè. Infatti le vedove dovevano essere in qualche maniera sostenute in prima battuta dai parenti. Vi ricordate, c'era nel libro degli Atti anche l'istituzione dei diaconi è una conseguenza un po' di questa mancanza di assistenza. E quindi le vedove dovevano essere in qualche maniera sostenute dai parenti, oppure c'era anche la possibilità di una sorta di riscatto per matrimonio, c'era un diritto legato alla parentela rispetto al marito defunto che in qualche maniera obbligava o comunque indirizzava il parente del marito mancato a sposare la donna rimasta vedova. Naturalmente stiamo parlando di donne un po' più giovani, e questo lo troviamo raccontato nel libro di Ruth. Ruth è questa storia. Andate a rileggere la storia di Ruth e vi ricorderete che Boaz sposò Ruth
saltando anche il privilegio che era invece di qualcuno che nella linea genealogica arrivava prima di lui. Tuttavia questa donna che stiamo vedendo non era in nessuna di queste situazioni, tant'è che in base alle parole di Gesù, quei 2 spiccioli gettati nella cassetta delle offerte era tutto ciò che aveva per vivere. Perché questa donna mette tutto ciò che aveva per vivere nella cassetta quando nessuno l'aveva obbligata a metterli? È una domanda che ci dovremmo porre. Certo è che la scrittura non ci dà espressamente questa risposta, quindi dovremmo cercare un attimino di limitarci ad alcune osservazioni che ci arrivano dal testo. Possiamo immaginare soprattutto che la vedova, in questa sua indigenza, in questa sua situazione di disperazione, aveva bisogno di continuare ad esistere. Era l'ultimo anello, l'anello più debole della società. Da un punto di vista della logica, che ancora oggi funziona, ma che in quei tempi funzionava ancora meglio, era sulla carta una persona assolutamente inutile. Eppure lei sente l'esigenza di mettere questa offerta, di mettere questi 2 spiccioli, tutto quello che aveva in tasca, per continuare a darsi il diritto di esistere. Ricordiamoci quindi che il dono non ha lo scopo di un sacrificio, ma quello di contribuire al mantenimento del Tempio. E con questi 2 spiccioli questa donna sta dando il suo contributo. Poca cosa, è vero, ma questo le dà il diritto di continuare a esistere, ad avere un valore, a non sentirsi esclusa, a non sentirsi inutile. E Gesù prende in considerazione questa vedova, la loda con le sue parole e ci consegna di conseguenza un esempio da mostrare a ognuno di noi. Un esempio da guardare come un punto di riferimento, per mostrare che agli occhi di Dio abbiamo un valore che non è basato su quello che noi possiamo fare, ma su quello che noi siamo. E quello che noi siamo è essere creature di Dio. Creature per cui Cristo non ha esitato di morire sulla croce. E questo ci assegna un grande valore, a prescindere che possiamo mettere nella cassetta delle offerte migliaia di euro o 2 spiccioli. Questo ci fa capire come il nostro valore agli occhi di Dio non dipende dalle nostre possibilità. E ringrazio Dio che il nostro valore non dipende dalle nostre possibilità, perché vorrebbe dire che nel giorno in cui sarò vecchio, nel giorno in cui sarò malato, nel giorno in cui mi ritroverò con le braccia che non hanno più la forza di fare nulla, continuerò ad avere un valore perché Dio mi ha amato. Quindi questo ci fa capire che ognuno di noi, indipendentemente dalla sua situazione, ha un valore agli occhi di Dio. Dio rende onore e dignità a ognuno, che sia povero, che sia ricco, che sia giovane, che sia vecchio, che sia uomo, che sia donna, che sia sano, che sia malato, che sia giudeo, che sia gentile, che sia italiano, che sia immigrato, e metteteci voi quello che volete. Questa è la dignità, il valore che viene assegnato a ognuno di noi in quanto creature di Dio. Che valore aveva quell'offerta lì, oltre a quello di dare dignità a questa donna? Versetto 1 e 2. Gesù alzò gli occhi
e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro e vide anche una povera vedova che vi gettava 2 spiccioli. Il versetto 1 ci dice che vide dei ricchi che gettavano i doni nella cassetta del tesoro. Come vi dicevo prima, queste cassette ce n'erano diverse, 13, sparse in questo colonnato. Dobbiamo tenere presente una cosa, che Gesù aveva appena finito di prendersela con gli ipocriti. Aveva appena finito di dire una serie di cose molto forti, che Luca riassume in 2 parole e che Matteo invece snocciola in un capitolo intero in cui dice delle cose estremamente pesanti. Sepolcri imbiancati, razza di vipere, ipocriti, eccetera, eccetera. Il Signore era ancora, si direbbe oggi, bello carico su questa cosa qui. E quando vede questi ricchi probabilmente ha in cuore ancora questo tipo di sentimento. Questo sguardo che vuole guardare e andare oltre l'ipocrisia e vedere quello che c'è dentro il cuore. Quindi immaginiamo che questa offerta di questi ricchi fosse fatta in bella mostra. Se c'è quella foto dell'offerta, così magari cerchiamo un po' anche di immaginarci nella nostra mente come sarà stata questa scena. Immaginiamo quindi che l'offerta di questi ricchi fosse fatta in bella mostra, per far notare l'entità e suscitare l'ammirazione, fare un po' di invidia. Insomma, immagino che abbiano tirato fuori il portafoglio e abbiano sollevato la banconota da 500 euro, che io ancora oggi non ho visto, e che l'abbiano messa facendo un giro dentro questa cassetta delle offerte. Questo credo, sto esagerando ovviamente, però era gente che ci teneva a essere riconosciuta, a essere ammirata per la loro opulenza, per il loro sfarzo. E in questo stesso posto arriva questa donna e ci mette 2 spiccioli. E questi 2 spiccioli, fra l'altro, questa cassetta dell'offerta era una cassetta di legno con una specie di tromba per buttare dentro, una sorta di imbuto. Quindi immagino che i 2 spiccioli abbiano fatto il rumore che riusciva a far comprendere che erano 2 spiccioli. Quindi non c'era dubbio rispetto a quanto aveva messo nella cassetta questa donna. Quanto vale questa offerta? 2 spiccioli, dice la scrittura. Quei 2 spiccioli che al tempo di Gesù si chiamavano lepton, che sono proprio 2 monetine, ecco qua l'immagine, vedete? 2 monetine 2 monetine di rame che corrispondono grosso modo a 5 centesimi l'una. Quindi immaginate 10 centesimi, 5 più 5, gettati in questa cassetta dell'offerta. Quindi stiamo parlando di 10 centesimi. Cosa compriamo con 10 centesimi? Già adesso non ci danno il resto dei centesimi, giusto, al supermercato. 10 centesimi, io credo che se entrate in un negozio probabilmente non riuscite a comprare assolutamente nulla. 10 centesimi. Cosa ci si poteva fare al Tempio con 10 centesimi? Assolutamente niente. Eppure Gesù ci dice che la vedova ha dato molto di più dei ricchi perché ha dato tutto quello che aveva per vivere, mentre gli altri hanno dato il loro superfluo. Cosa ci si fa con 10 centesimi? Si entra nel libro più conosciuto al mondo. Questa storia di 10 centesimi versati la stiamo leggendo ancora oggi. Sono passati poco meno di 2000 anni se prendiamo la data in cui avviene questo avvenimento. Ebbene, dopo 2000 anni si parla ancora di questa vedova di 10 centesimi.
10 centesimi quindi hanno fatto una grande differenza. La vedova trova spazio nel libro più importante del mondo e ancora oggi ne parliamo. Ancora oggi questo esempio che ci ha lasciato è un esempio che ci dona qualche cosa. Questa constatazione ci insegna che anche quando le nostre possibilità sono limitate, 10 centesimi sono nulla, non si compra nulla, possiamo comunque offrire qualche cosa di prezioso e utile. L'offerta nel Tempio ha lo scopo di dare continuità al lavoro in un luogo dove le persone si recavano per trovare pace e conforto da parte di Dio. L'esistenza del Tempio aveva questo scopo, quello di far sì che le persone potessero incontrarsi con Dio, fare pace con Dio, trovare serenità con loro stesse, con Dio. Quell'offerta che ai più può sembrare insignificante, invece agli occhi di Dio ha la capacità di produrre qualche cosa di buono per gli altri. Oggi noi beneficiamo di questi 10 centesimi versati in quel tempo. Tante volte il fratello Gaetano ci ha parlato di un bicchiere d'acqua. Vi ricordate queste parole? Mi rimangono sempre molto care, perché sono la rappresentazione di un qualche cosa che ha veramente un piccolo valore, un bicchiere d'acqua. Che cosa vale un bicchiere d'acqua? Ma questo bicchiere d'acqua, che non ha un suo valore dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, significa invece vita e ristoro a chi ha sete. Significa ristorare chi soffre la sete. E quindi ognuno di noi, nessuno escluso, a prescindere da chi siamo, possiamo almeno offrire un bicchiere d'acqua. Questo è il valore dell'offerta alla vedova, quel bicchiere d'acqua che può fare del bene a chi è assetato. Il Signore Gesù non si limita a questo, anche io volevo approfondire questo aspetto. Non solo soffermarci al valore dell'offerta, ma anche alla qualità dell'offerta. Versetto 4 dice: tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Le considerazioni sul dono della vedova, dove Gesù loda questa donna per l'intenzione e non per il valore del suo dono. Queste considerazioni sono spesso utilizzate impropriamente. Quante volte abbiamo detto o sentito dire che il Signore guarda al cuore e non alla sostanza? L'avete sentito? L'avete detto? Bene, è importante capire quale significato attribuiamo a questa affermazione. Perché la maggior parte delle volte che abbiamo detto o ascoltato questa parola era per trovare una giustificazione alla nostra mediocrità. Trovare una spiegazione al fatto che quello che ho offerto non era poi così di grande qualità. Le parole di Gesù lodano in effetti l'atteggiamento della donna e non la sostanza, ma tengono conto anche della vera qualità dell'offerta di questa vedova. Gesù infatti afferma che lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Tutto quello che aveva per vivere. Questo è il parametro di valutazione della qualità di quel dono. La vedova rinuncia a quel poco che poteva utilizzare, pochissimo, l'abbiamo già detto, per comprare qualche cosa da mangiare, per metterlo a disposizione degli altri. Quei 10 centesimi con cui avrebbero comprato pochissime cose, invece li mette a disposizione degli altri. E questo le assegna un grande valore.
una grande qualità. Il valore che ognuno di noi assegna a una cosa è direttamente proporzionale, è legato alla difficoltà che abbiamo a separarcene. Quando una cosa per noi è preziosa, e non è necessariamente denaro, gioielli, ville al mare, automobili di lusso, ma sono anche quelle cose che ci sembrano così apparentemente semplici, non so, una fotografia, qualche cosa che ci è stato lasciato scritto da una persona cara che non c'è più. Queste cose di cui abbiamo difficoltà a separarci sono quelle cose che noi reputiamo più preziose. Questo valore prescinde dal valore economico che queste cose hanno, ma è un valore che noi assegniamo. Bene, questa donna offre il meglio, offre la sua vita, perché con quello ci avrebbe mangiato. E invece di mangiarlo, di spenderlo per mangiare, lo mette a disposizione di chi avrebbe avuto bisogno. Quindi è importante comprendere che il valore del nostro dono dipende dalla qualità del dono che facciamo. Possiamo scegliere di donare cose preziose oppure possiamo scegliere di donare gli avanzi. Questo è quello che è successo nel mettere dei soldi in questa cassetta. La Bibbia, la parola di Dio, mostra che Dio non ama i doni mediocri. Provate a sfogliare la parola di Dio e cercate quelli che sono invece i doni graditi da Dio. Dio ci invita a offrire cose che sono chiamate primizie, primogeniti, agnelli senza macchia e difetto, le cose più preziose. Ma non solo, i salmi ci invitano anche a cantare e lodare con abilità, e credo che oggi, grazie a tutti coloro che si sono impegnati nel Ministero della Musica e del Canto, questa parola è stata ampiamente soddisfatta. Salmo 33,2. Celebrate l'Eterno con la cetra e cantate con Lui con l'arpa di cicorte. Cantategli un cantico nuovo, suonate abilmente e acclamate. Dio ammira l'eccellenza del dono. Ancora, 1 Pietro 4,10. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Buoni amministratori. Un buon amministratore è quello che fa rendere il dono, che porta profitto, qualche cosa che implica un impegno, un lavoro, una dedizione, un'attenzione per produrre un risultato nell'interesse di Dio. E ancora, 1 Timoteo 4, da 12 a 15, Paolo scrive a Timoteo e dice: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. Applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento finché io venga. Non trascurare il dono che in te che è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Il nostro donare a Dio deve essere un dono di eccellenza. Questo è quello che Dio ci chiede. Dio non ci obbliga. Queste offerte che sono messe nella cassetta non sono un obbligo, ma sono uno slancio, una volontà
che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti del piano di Dio, del progresso del piano di Dio. L'impegno che ognuno di noi mette nel progredire il piano di Dio è un impegno personale, non obbligatorio, ma un impegno che richiede eccellenza nei limiti che ognuno di noi ha. Anche 10 centesimi fanno la differenza. E vado a concludere questa riflessione ricordando alcune cose che abbiamo visto anche nel capitolo precedente. Gesù, come dicevo, sta sfruttando gli ultimi momenti della sua vita per istruire i suoi discepoli, quindi occhi aperti, orecchie attente, perché quello che Gesù ci dice è quello che è importante per continuare il cammino dopo la sua morte. Nei suoi insegnamenti, quindi, Gesù ha parlato di una fede con una prospettiva completa che consenta di considerare l'umanità e la divinità di Cristo nella nostra vita. Concretamente cosa vuol dire? Facciamo un esperimento. Mettetevi la mano qui, tipo di Bala. Chi conosce di Bala? Chi conosce di Bala? Ok. Allora, rivolgete gli occhi per terra, si vede qualche cosa? Riuscireste a raccogliere qualche cosa per terra? O a evitare di inciampare qualche cosa? Ok. Spostiamo la mano, ce la mettiamo qua sopra. Siete in grado di vedere cosa c'è nel soffitto? No. Bene, allora Gesù ci sta dicendo che questa mano dobbiamo togliercela. Perché così posso guardare il cielo e posso guardare la terra. Spesse volte come credenti viaggiamo per terra oppure viaggiamo con la testa per aria. Tutte cose da non fare. Nessuno di noi camminerebbe per strada così. E Gesù ci sta ricordando, attraverso la sua parola, che guardare all'esempio di Gesù significa tenere i piedi per terra e guardare per terra, ma ricordarsi anche che c'è il cielo che ci aspetta. C'è una prospettiva completa. Non dobbiamo guardare una parte sola della fede in Gesù. Il Signore ci mette anche in guardia rispetto all'ipocrisia e la malizia della quale purtroppo la Chiesa non è immune. Se pensavate di essere entrato nel luogo dei perfetti, avete sbagliato indirizzo. La Chiesa va vissuta per quello che è, un luogo di imperfetti che sono salvati da Cristo, in cui le imperfezioni alle volte diventano grosse imperfezioni. E quindi occhi aperti, ci sta dicendo Gesù, non siamo un popolo di perfetti, non ancora almeno. Infine Gesù ci mostra come il nostro impegno per il bene comune, per la Chiesa, sia un impegno in cui trova spazio ognuno, a prescindere da quello che può dare. Potete dare milioni? Penso che servano. Potete dare spiccioli? Servono. Questi spiccioli non sono spiccioli ovviamente in termini di euro, ma sono in termini di contributo. Ognuno di noi è importante perché ognuno di noi è il risultato del sacrificio di Cristo. E fosse solo per quello noi abbiamo un grande valore e avendo un grande valore possiamo dare un grande contributo, anche solo un bicchiere d'acqua. Il valore del nostro donarci è misurato quindi anche con il metro dell'impegno, non solo della possibilità. Questi 10 centesimi versati dalla vedova nell'offerta rappresentavano tutto quello che lei poteva fare, ben oltre le sue possibilità. Il nostro valore, il valore del nostro donare, quindi è misurato con il metro dell'impegno, della dedizione. Il Signore non ama gli avanzi, anche quelli più preziosi. Anche caviale e champagne, se è avanzato è un avanzo. Non è la cosa più importante che mettiamo sul tavolo. Egli ama ciò che è per noi una primizia, un'eccellenza,
il frutto di un impegno sincero. E allora, quando guardiamo quello che noi possiamo dare a Gesù oggi, alla sua Chiesa oggi, agli altri, perché dare impegno verso Cristo significa impegnarsi verso il prossimo, verso i presenti, ma anche verso quelli che incontriamo nella nostra vita. E anche quando ci sembra di poter dare così poco, magari anche una parola, un gesto gentile, una cortesia, stiamo dando qualche cosa di prezioso che può fare la differenza. Quindi ricordiamoci che il Signore ci vede come preziosi, a prescindere da chi siamo. Amen. Ringraziamo allora Silvano, ringraziamo Dio per ciò che ci ha detto, ringraziamo soprattutto perché anche le nostre imperfezioni ci ha accolto. Siamo qui oggi a lodarlo e a benedirlo. Io ti dono il mio cuore. Questo è ciò che voglio lodare te con tutto il mio cuore, ti adorerò. Quel che c'è in me ti lodi, oh Dio, quel che io adoro sei solo tu. Io ti dono il mio cuore e l'anima mia, per te solo vivrò, la mia luce sei tu, e ogni giorno accanto a me cammini, mio Signore. Questo è ciò che voglio lodare te con tutto il mio cuore, ti adorerò. Tutto ciò che lo offro a te, perché cerco e amo sei solo tu. Io ti dono il mio cuore e l'anima mia, per te solo vivrò, la mia luce sei tu, e ogni giorno accanto a me cammini, mio Signore. Io ti dono il mio cuore e l'anima mia, per te solo vivrò, la mia luce
sei tu, e ogni giorno accanto a me cammini, mio Signore. Grazie Padre, grazie.